Ieri, domenica 22 marzo, quinta domenica di Quaresima, per la prima volta negli ultimi 20 anni un parroco esterno al carcere di Santa Bona di Treviso ha fatto visita alla popolazione carceraria celebrando una Santa Messa insieme al cappellano Don Pietro Zardo. Si tratta di Don Brunone de Toffol, parroco di Farra di Soligo e di Soligo, che per l'occasione è stato accompagnato da una quindicina di parrocchiani appunto di Farra di Soligo e di Soligo. Quali le motivazioni, Don Brunone, di questo gesto, di questa visita? Ci siamo interrogati col gruppo Caritas su quella che poteva essere un'iniziativa, un gesto penitenziale che ci faceva comprendere una realtà del nostro tempo, facendo pensare le persone e soprattutto mettendo in pratica quello che Gesù dice nel Vangelo al capitolo 25. Ero in carcere, sei venuto a trovarmi, a visitarmi. Ed è così che con trepidazione abbiamo cercato di vedere se era possibile. Abbiamo avuto un contatto attraverso un amico col carcere di Treviso, con Don Pietro Zardo, il cappellano, e abbiamo potuto così cominciare le pratiche istituzionali, ecco, prepararci a questo evento semplice che poteva essere espressione della nostra volontà, ecco, di essere vicino, come fa spesso Papa Francesco, alle periferie della vita. Dopo la messa vi siete fermati un'oretta con i detenuti. Cosa è emerso dal dialogo, dal confronto con alcuni di questi detenuti? È stato davvero molto, molto interessante, veramente uno scambio di idee, ma anche di esperienze, io direi di fede, tra persone sofferenti che ci hanno detto col cuore, ecco, di aiutare i ragazzi a capire quanto è importante ascoltare i 10 comandamenti, viverli, essere capaci di dialogo, essere capaci di vedere e distinguere tra le cose reali e quelle virtuali e capire che la vita veramente è un dono da vivere intensamente. Ecco, tanti di loro hanno famiglia e sono preoccupati proprio di capire che i loro figli, la loro, realtà, è giusto che sappia che non dobbiamo arrivare lì al carcere, dobbiamo vivere una vita normale, costruttiva. Ci deve essere lavoro, ci deve essere tutto ciò che ci aiuta a costruire una vita bella, serena, familiare, dove ci sono dei rapporti umani semplici ma veri. A Daniele Sartori, responsabile comunale della Caritas di Farra di Soligo, chiediamo invece da cosa è partito questo incontro, ovviamente un incontro di speranza. Da cosa è nato? Come è nato questo incontro? L'idea è partita all'interno della Caritas parrocchiale di Farra e di Soligo, di renderci utili noi, di visitare una struttura di questo tipo e poi anche di proporre di interrogarci noi stessi. Dalle indicazioni emerse dagli ospiti è emerso che molti di loro chiedono poi la struttura stessa che prepari al reinserimento in società finito il periodo di detenzione, in modo che non ci sia un trauma poi quando si esce e loro stessi ritornino a delinquere come hanno fatto a suo tempo. C'è un carattere che sia anche propositivo, che si preoccupi anche del dopo periodo di detenzione. A livello personale, come siete ritornati a casa? Che tipo di esperienza avete vissuto? È stata un'esperienza forte che ci interroga noi stessi in prima persona e anche le nostre stesse comunità parrocchiali